Bentornati su questa rete e bentornati soprattutto su Medicina Confronto. Trasmissione succosa, vedete il titolo, Piano Sociosanitario del Veneto approvato. Approvato da chi? Dalla Quinta Commissione. In realtà la Quinta Commissione è emanazione del Consiglio regionale, quindi di fatto è approvato. Quindi rapidamente gli ospiti. Leonardo Padrin, PDL, Presidente della Quinta Commissione. Buongiorno. Non è potuta intervenire per ovviamente impegni politici già precedentemente assunti Arianna Lazzarin, Segretaria della Quinta Commissione. Per la cosiddetta minoranza, ma in realtà la Commissione sapete che è un lavoro di gruppo, Claudio Sinigaglia, Vicepresidente della Quinta Commissione, Buonasera. PD, Antonino Pipitone, componente della Quinta Commissione, IDV. Sono stati già nostri ospiti, sono dei tecnici poi della sanità e sono particolarmente ferrati nella materia. Le novità allora? Anche appesantiti. Appesantiti dalle problematiche. Le novità di questo piano sociosanitario. Intanto la valenza, no? La durata. Intanto bisogna dire che il piano non c'era in Veneto da 16 anni, quindi questo dà una dimensione della complessità nel mettere le mani al piano precedente. È un piano che ha avuto in Commissione una evoluzione molto importante, perché è molto diverso da quando è arrivato. Io ritengo che gli interventi che sono stati fatti, raccogliendo il contributo di tutti, siano interventi che entrano sia nella governance, nell'organizzazione e sia nel merito proprio delle cure che vengono erogate ai cittadini. Diremo che questo piano è lo strumento che permetterà al Veneto di restare ai primi posti della classifica della qualità della sanità anche in previsione del 2014, quindi della libera circolazione sanitaria all'interno dei paesi europei. Questo è quello che speriamo. È un piano, Sinigaglia, di lacrime e sangue? Ma è un piano che affronta le sfide che abbiamo di fronte, sicuramente la riduzione delle risorse e la necessità però di mantenere una sanità e un sistema sociosanitario di qualità nella nostra regione, e quindi il piano fornisce gli strumenti per fare questo, i criteri, gli strumenti, classifica la rete ospedaliera in hub, SPOC, ospedali capoluogo, provinciali di eccellenza, ospedali di rete e ospedali di nodo monospecialistici, e soprattutto potenzia, va nella direzione del ricovero e dell'assistenza appropriata e quindi potenzia l'extra ospedaliero. E non a caso abbiamo individuato, ed è una vera novità del piano, le schede di dotazione territoriale, cioè quelli che sono i servizi e le strutture presenti nel territorio a valenza intermedia, cioè sempre di spessore sanitario, quindi non case di riposo, non strutture per i disabili, ma strutture intermedie, ospedali di comunità, le cosiddette URT, l'hospice, le strutture per l'Alzheimer, per la sclerosi multipla, e qui andiamo a misurare quello che c'è, direi in verità poco, per programmare quello che deve esserci al termine dei 5 anni della valenza appunto del piano sociosanitario. Ma la sfida è questa: dare l'appropriatezza della cura, l'appropriatezza dell'assistenza, in modo tale che non ci siano sprechi, che ci sia una razionalizzazione e che la persona non venga mai abbandonata, la presa in carico della persona, in un sistema sociosanitario, perché l'astensione è legata al fatto che determinati principi siano stati rispettati appunto nel piano, e quindi è un piano sociosanitario e l'integrazione sociosanitaria, le ULS, unità locali sociosanitarie. Quindi questo è il modello Veneto che è stato mantenuto, potenziando appunto la valenza territoriale. Antonino Pipitone, in qualità anche di medico, oltre che di consigliere regionale che di sanità si interessa a fondo, sulla tua pelle hai provato a misurare la valenza delle modificazioni non solo strutturali ma anche funzionali di questo piano sociosanitario, la riduzione degli ospedali, la ridistribuzione un pochino delle risorse? Beh, adesso ovviamente è difficile immaginare delle cose particolari. Quello che si può intravedere sono le grandi linee che spostano le politiche sanitarie. È stato già accennato: meno fondi sugli ospedali e meno posti letto e quindi meno risorse, e queste risorse portate sul territorio dove ci sono i bisogni.
dove ci sono gli ammalati, dove ci sono le famiglie, dove ci sono gli anziani che spesso fanno anche fatica a muoversi. Questa è una grande sfida e la Regione Veneto su questa ha già intrapreso una strada. Per esempio proprio l'URSS di Padova ha già fatto con il compianto Fortunato Rao, ha già fatto dei percorsi importanti in questo senso, e quindi questa è una grande scommessa, poi lo valuteremo. Adesso è un auspicio. Il piano comunque non è approvato al Consiglio regionale, noi siamo convinti come Italia dei Valori che il piano vada ancora migliorato, ci sono delle questioni a nostro avviso aperte molto importanti. Per esempio si parla degli ospedali, si parla del territorio, ma l'impianto delle URSS rimane invariato sostanzialmente. Noi siamo convinti invece che una grande vera riforma che guardi al futuro debba metterci le mani, e noi siamo convinti tra l'altro che bisognerebbe fare un'unica azienda sanitaria per provincia. Questo determinerebbe una grande razionalizzazione dei costi, un grande controllo di tutto il sociosanitario, come diceva il collega Senigaglia, sotto un'unica grande direzione. Questo è a nostro avviso, accanto a quello che è stato fatto, una opportuna e grande riforma. Questo purtroppo non c'è. Ci sarà l'occasione per discuterne. Ma questo è un passaggio possibile in sede di Consiglio? Beh, è il Consiglio regionale che delibererà il piano, quindi oggi noi abbiamo deliberato un grandissimo lavoro fatto che è durato mesi. Cioè, non è un quindi lavoro questo è un punto di confronto in Consiglio? È uno dei punti, come Italia dei Valori ne abbiamo anche altri abbastanza interessanti, sì. Quindi siamo convinti per esempio che le apicalità, per esempio il direttore sanitario e il direttore sociale siano due figure che vanno riunite in una, per esempio. In questo trovate consenso anche nel PD o no? Ma io penso che su alcune questioni ne discutiamo, su alcune situazioni col PD abbiamo idee diverse, sì. Ma siamo convinti che nella discussione possiamo anche trovare dei punti, ragionare e convincere anche i colleghi che sì. Le proposte possono essere accettate. Il piano all'articolo 1 parla di ambito territoriale ottimale per le ULSS dai 200 ai 300 mila abitanti, che vuol dire grosso modo... Questo per la gestione, ma per gli acquisti e le spese mi pare che sia più ampio. Sì, sì. Questa è per la delimitazione delle URSS. Poi abbiamo fatto delle scelte, per esempio l'informatizzazione sì. A livello regionale, l'acquisto dell'alta tecnologia, la manutenzione dell'alta tecnologia a livello regionale, l'energia regionale. Poi la parte del provveditorato, la gestione del personale, invece lì sarà scelto il bacino sovraziendale, provinciale, oppure sì. Vedremo con atti successivi legati anche alle delibere di giunta. Però con la perimetrazione delle ULSS noi siamo convinti che appunto i 200-300 mila abitanti consenta al modello veneto di esprimersi nel miglior modo possibile, perché l'integrazione sociosanitaria vuol dire anche il ruolo del territorio, il ruolo dei comuni, della conferenza dei sindaci e la programmazione attraverso il piano di zona di quelle che sono le grandi sfide legate alla popolazione anziana, ai disabili, alle dipendenze, alla salute mentale, e questa è la programmazione che avviene nel piano di zona, e quindi è chiaro che il ruolo dei sindaci nell'approvazione del piano di zona è fondamentale, anche perché mettono in gioco delle risorse proprie, cioè l'inserimento dei disabili nei CEUD, nelle comunità residenziali, è legato alla disponibilità delle risorse dei comuni, perché c'è una quota sanitaria e una quota sociale, e quindi è chiaro che questa programmazione sociosanitaria deve avere anche una dimensione che consente una relazione con il territorio ottimale. Per questo noi siamo convinti che appunto il bacino debba essere questo. È chiaro che se la struttura cambia bisogna cambiare anche poi il resto dei ragionamenti all'interno, quindi noi abbiamo fatto questa scelta e sempre questi ragionamenti, però ripeto... Quindi il problema di non togliere il direttore del sociale è per questo motivo? Il direttore del sociale è il punto di riferimento sia per il governo e la gestione del territorio inteso come distretti, ogni distretto avrà un'unità operativa delle cure primarie, poi della specialistica, della famiglia, dell'hospice e della disabilità, sia anche per la stesura del piano di zona, e quindi si confronta con la conferenza dei sindaci, con i sindaci, col territorio, e quindi segue anche tutta questa partita, ricovero degli anziani eccetera. È una figura che appunto garantisce l'integrazione. Ma scusatemi, ma queste apicalità... Io dissento. Certo, adesso arriviamo anche a te. Queste apicalità che dovrebbero poi gestire la sanità, ma avranno delle precise caratteristiche o saranno sempre soggette a quella... non voglio definirla con l'aggettivo lottizzazione che abbiamo visto nel passato, tanto a me tanto a te, perché abbiamo visto dei personaggi che alla fine sono rilevati di fatto inadeguati.
Sì, allora gli inadeguati purtroppo ci saranno sempre, l'importante è che siano sempre meno. E noi riteniamo, poi entro sul piano di zona perché è una cosa che mi sta a cuore, noi abbiamo cercato di creare un sistema virtuoso, cioè nel piano abbiamo scritto i primari verranno valutati in base a dei criteri e abbiamo scritto i criteri. I direttori generali verranno valutati annualmente in base a dei criteri e abbiamo scritto i criteri. Per capirci, i direttori generali negli ultimi 10 anni in Veneto non sono mai stati valutati. Anzi, premiati sempre ogni alla fine anno. si è dato un premio a forfait. Quindi Non sempre sono stati premiati, a dire la verità, perché Però, c'è sempre stato detto che bisogna premiarli, poi obiettivi e il raggiungimento del premio difficilmente è arrivato. Allora, comunque. noi nel piano abbiamo scritto... Nessuno comunque è stato bocciato, anche se abbiamo avuto esempi pessimi. Certo. Questo lo sapete che abbiamo avuto Sono esempi a pessimi. quello opposto. In effetti abbiamo individuato dei sistemi di valutazione importanti. Noi, avendo creato questo sistema fatto da soggetti diversi, che valuta il direttore generale e i primari, un direttore generale non può veder fallire il proprio governo dell'US perché ha dei primari sommari. Quindi il direttore generale, che di fatto sceglie i primari, li sceglierà bravi, perché altrimenti, se sono sommari, uccideranno anche lui. Certo. Se l'indicazione di un direttore generale... E speriamo vinca le pressioni di qualche politico anche. Speriamo bene. Speriamo bene. Allora, il direttore generale è legato ai risultati, cioè se i cittadini residenti in un USL vanno a curarsi da un'altra parte, la regione ha il doppio danno, che ci saranno delle strutture, se sono regionali, sovraccaricate di lavoro, ed altre invece che, pur essendo pagate, non svolgono il loro lavoro. Addirittura, se i cittadini veneti vanno fuori regione, pagheremo le altre regioni avendo nel Veneto dei servizi che non sono utilizzati. Quindi, come dire, avendo scritto le regole prima, cioè è un interesse di tutti avere una spirale virtuosa, perché poi una buona gestione della sanità significa una buona gestione della regione. Questa è una novità assoluta. Direi di sì. Non la buona gestione della regione. In che cosa spero, Padrin dissente sul piano territoriale da Sinigallia? Io condivido il fatto che il direttore del territorio sia anche il direttore del sociale e viceversa. Dissento totalmente dal collega Sinigallia e gli porterò adesso un esempio disarmante per lui, secondo me. La conferenza dei sindaci, invece di fare programmazione, che cosa ha fatto in realtà? Ha sempre fatto mediazione. Fra chi? Fra coloro che componevano la conferenza dei sindaci. Facciamo un esempio per non fare nomi e per non trattare argomenti delicati. Parliamo dell'US numero 17, dove c'è una RSA Montagnana, una a Merlara, una a Casale di Scodosia, una e mezza a Este, una a Sant'Urbano, una a Monselice e una a Conselve. Sono previste alcune di queste? Tenendo conto sono poi previste alcune di che queste, non sono realizzate Pontelongo, tutte. No, queste ci sono tutte. Sì. Queste ci sono tutte. E poi c'è Pontelongo, che serve a zona di Candiana, che sono borderline rispetto alla 17 con il Piovese. La conferenza dei sindaci, facendo una mediazione bassa, ha aggiunto 2 RSA, che sono una a Galzignano e una a Lozzo. Allora, che cosa succede? Da un lato i sindaci dicono autonomia, che mi querelino per quello che sto dicendo. Poi quando ti trovano a Quattrocchi dicono bisogna impedire la casa di riposo di Galzignano, bisogna impedire la casa di riposo di Lozzo a Testino, altrimenti le nostre case di riposo rimangono senza ospiti / clienti, perché una casa di riposo è più importante di un'amministrazione comunale come numero di assunti, fornitori, piccolo centro di potere. Allora, che cosa è successo in questi anni, a prescindere dall'esempio della 17 che calza a perfezione? È successo che le aree carenti di servizi sono sempre più carenti. Le aree che invece
avevano un esubero di servizi sociosanitari, dal 95 ad oggi hanno aumentato questa disparità. E perché dal 95 dici? Non a caso è la data dell'ultimo piano sociosanitario, cioè se tu fai venire meno la programmazione e le schede di dotazione territoriale avviene questo fenomeno che ognuno cerca di attirare a sé per attivare poi un consenso. Ma allora la programmazione deve farla la regione, la programmazione perché se noi guardiamo il veneziano attraverso le schede di dotazione territoriale, allora tu dai alla conferenza dei sindaci dei parametri da rispettare, perché non puoi attivare li esoneriamo? No, perché tu sai benissimo che nel caso ci sia una persona che non può pagarsi la retta delle case di riposo, interviene il comune con l'integrazione della retta, così i disabili. Quando manca la programmazione si concentra in alcune zone particolarmente ricche determinati servizi. Tu concordi che la programmazione deve fare la regione? Deve essere in sintonia con la programmazione regionale, tu devi mettere i parametri, gli indicatori, quanti posti letto per case di riposo nell'ULSS 17, questi devono essere impegnative e deve essere questa la programmazione. E dopo saranno i sindaci a decidere dove. Saranno i sindaci a decidere devono farle la regione, perché se noi guardiamo il veneziano nella zona deve fare la quinta commissione. Cosa abbiamo scritto nella dotazione dei posti letto territoriali? 1,2 come indice, perché tu dici che è la programmazione, no? Il numero di posti letto territoriali 1,2 e quindi fai la programmazione quanti hospice, un posto letto di hospice, uno ogni quanti abitanti, dovrai decidere tu come la programmazione regionale e poi i sindaci definiranno dove mettere questa cosa qua. Ancora più barbaro della descrizione. Cioè hai lasciato senza programmazione la libera scelta che ognuno facesse in modo tale da portare a casa il risultato. Le strutture per anziani non autosufficienti e le strutture per disabili in realtà sono fabbriche contro la disoccupazione, visto che il rapporto fra ospiti e lavoratori è quasi di 1 a 1, e sono dei piccoli centri di potere in mano spesso a degli indigeni che fanno di questo un elemento di forza a livello politica territoriale. Posso dire che è una lettura barbara, qui dissento l'ho detto prima che è una lettura barbara. Questa è una lettura degradata, insomma, invece di una risposta importante che è stata data a livello territoriale, pur in assenza della programmazione regionale. Io sono d'accordo di fare quello che dici tu, cioè di fare la programmazione e poi il territorio decida come applicarla, ma non si può lasciare la programmazione al territorio. Lasciate per 16 anni, è stata una vacanza. Io ho portato degli esempi estremi e me ne rendo conto, però tu sei meglio di me che sono tutti veri. Che siano estremi è vero, perché da altre parti c'è nell'ULSS equilibrio. 16 deve avere disabili che vengono da altre parti della regione perché nel loro territorio non è stato costruito né un CEDO né una comunità residenziale e io come ULSS 16 mi faccio carico anche della quota capitale. E questa è la programmazione che ti chiedo. Le schede di dotazione territoriale servono. Allora, questa vacatio legis adesso verrà riempita. Abbiamo studiato gli strumenti per provvedere alla programmazione. Ma io chiedo anche che i piani di zona vengano valutati anno dopo anno. È inutile fare un piano di zona che non corrisponde assolutamente poi alla possibilità di realizzare e alla praticabilità. Perché sono libri dei sogni generalmente oppure restano là. Allora lo mettete nella postilla in consiglio regionale la valutazione annuale dei fabbisogni. Ma è già scritto. È già scritto perfetto. Piano, certo. Pipitone, quello sbilancio tra numero di strutture abitanti per esempio che c'è e anche il numero di aziende sociosanitarie che c'è nel Veronese viene sistemato con questo piano? Allora, ho fatto domanda cattiva? No. Per un padovano per la mare di Verona. I numeri, come dire, le previsioni, le indicazioni individuate nel piano sociosanitario sono molto chiare, quindi tot posti letto per provincia, tot posti letto. Insomma, a Verona qualcosa chiudono, insomma. È evidente che, io dico una cosa, se noi applichiamo quello che è previsto in questo piano,
significherebbe che noi abbiamo 80 strutture pubbliche ospedaliere, il 50% dovrebbe chiudere, più del 50%, perché avremmo 5 grandi mega ospedali per 1 milione di abitanti, super ospedali, e altri 25 che sono un po' a raggiera, sono gli ospedali 7 spoke, e poi strutture intermedie. Quindi c'è una rivoluzione. È evidente che non si può più ragionare nei prossimi anni come adesso. Quindi è evidente che Verona, che probabilmente c'è un surplus, anzi sicuramente ha un surplus, bisognerà riequilibrarla. Ma quello che a noi interessa, e penso che un po' tutta la Commissione ha condiviso, è la grande sfida che il paziente che ai confini del Polesine piuttosto che ai confini di Asiago abbia le stesse cure del paziente o del cittadino che abita in centro a Padova. Questa è la grande sfida che noi ci siamo posti. E dove li avranno questi? Beh, questo dipende. Avranno degli ospedali di riferimento. Ma non solo sugli ospedali, ma anche dei servizi sanitari che noi, perché non è che la sanità è solo l'ospedale, anzi l'ospedale deve essere l'estrema ratio. Quello che a noi interessa, su cui noi ci stiamo battendo e ci batteremo ancora di più in Consiglio regionale, perché ribadisco, il piano va a nostro avviso migliorato, è che ogni cittadino vicino a casa sua possa avere le strutture sanitarie di base, i servizi sanitari di base, può fare solamente un radiogramma, una visita specialista o un'ecografia. Non ci bisogna vai in ospedale per questo, capito? Come bisogna fare in modo di un'altra cosa che manca nel piano e che ho detto anche al Presidente, che quelle strutture attrattori di sanità, anzi attrattori di veneti che vanno a farsi curare in altre regioni, faccio un esempio, la riabilitazione cardiologica che si va in Lombardia, sul Lago di Garda, l'ortopedia che si va in Emilia, l'oncologia che tanti veneti vanno per esempio in Friuli, e potrei continuare. Noi dobbiamo fare in modo di mettere nel piano sanitario delle peculiarità che fanno in modo che questo piano individui una qualità di interventi che consenta ai veneti di curarsi nel Veneto e poi dopo il 2014 attirare anche persone che vengono da altre regioni e da altre nazioni per fare buona sanità e fare anche buona economia. Questa è la sfida. Ecco, le cose principali le abbiamo dette. C'è una cosa che loro due sanno, padrino. Abbiamo messo una norma unanimemente che la nuova programmazione deve recuperare la vecchia, cioè come diceva lei che a Verona non hanno applicato neanche la vecchia, la nuova partirà da quegli ambiti dove non è stata applicata neanche la vecchia, per evitare che ci siano i furbi e gli onesti siano penalizzati. Allora, e adesso c'è una piccola riduzione, tradotto, se c'è una riduzione di posti letto si parte prima dove non è mai stata fatta nessuna riduzione e non dove siamo già sotto gli indici, per esempio. Allora, i veronesi, lo dobbiamo dire perché i telespettatori lo devono sapere, sono sopra gli indici da tanto tempo. E vediamo i bilanci al 30 di aprile, che io temo che i bilanci di Verona siano impegnativi per tutta la regione. Purtroppo c'è una situazione finanziaria molto complicata nel Veneto, perché ci sono tante ULSS che pagano con tanto ritardo, anche superiori ai 500 giorni. E fanno anche fallire qualche azienda. Si compromette anche lo sviluppo del territorio, perché chiaramente è anche un'azienda produttiva l'ULSS nel proprio territorio di riferimento. È chiaro che quando hai questi pagamenti così in ritardo bruci anche tante aziende, tante altre imprese, tanti altri fornitori di servizi. E questo è uno dei punti che dovremmo affrontare, perché è chiaro che questo è legato alla mancanza di liquidità delle ULSS, che hanno acquistato strumenti, tecnologia e che pagano con i soldi invece legati ai servizi, perché non sono stati fatti stanziamenti per acquistare determinate attrezzature. È chiaro che mancando questa liquidità dopo vai in ritardo, perché le ULSS non hanno il patto di stabilità come per i comuni, come per gli enti locali, no? Però si trovano lo stesso ad avere questo ritardo di pagamenti. Ci sarà un motivo per cui le ULSS pagano a 150 giorni, a 120 o molto di più, e altre a molto di più. Voglio dire, questa differenza non possono esserci i maghi, significa che c'è una capacità di gestione diversa. C'è una gestione diversa. C'è un punto che voi due sapete, Presidente e Vicepresidente, nei giornali sono già venuti fuori alcuni ospedali che andranno ridimensionati. Un ospedale non nominato perché si pensa a qualche cosa di particolare, è Campo San Piero, cui hanno raccolto delle firme e il Presidente è un po' così, il Vicepresidente invece è impegnato a onorare questa raccolta di firme. Cosa succede in quel tipo di territorio?
Allora, secondo il nuovo piano. noi partiamo secondo il nuovo piano per i prossimi 5 anni. Quello è un territorio che rimane invariato perché c'è un ospedale su 2 sedi come è previsto nel piano, il costo dell'ULSS 15 è di 1.529 euro per abitante, la media regionale supera di poco i 1.600, con picchi, siamo stanchi di dirlo, nel veneziano a 2.600. Cioè, insomma, la ULSS veneziana ci costa troppo. Comunque ci grattiamo in testa per tante altre cose. Insomma. E quindi voglio dire, un ULSS come la 15, virtuosa, dove i servizi vengono erogati con livelli che sono più che soddisfacenti, nei prossimi 5 anni non verrà toccata. D'accordo tutti questo. Sì. Il dopo dobbiamo costruirlo prima di arrivare alla fine dei 5 anni, questo chiaramente. Sinigaglia, altre... Tecnicamente si parla di presidio su più sedi, sì. no? È questo il discorso ospedale che diceva lui, no? Quindi presidio su 2 sedi, Cittadella e Campo San Pietro. Però, e quindi in questo caso è a norme, diciamo. Io farei un ragionamento, come ho sempre fatto, complessivo sugli sviluppi anche della sanità padovana. Se si realizza, se si costruisce il nuovo ospedale di Padova, è chiaro che una serie di parametri andranno rivisti anche a livello provinciale, e così anche bisognerà allargare lo sguardo, perché noi sappiamo che c'è un concentrato di rete ospedaliera tra Bassano, Cittadella e Castelfranco. Tra 9 chilometri ci sono 3 ospedali, quindi è un ragionamento complessivo che bisognerà fare, però appunto partiamo. Se continuiamo così, invece del nuovo ospedale dovremmo costruirne uno a Rubano. Ecco. Allora, l'ultima battuta da parte di Pipitone e poi abbiamo concluso questo breve incontro che poi lascia spazio al dibattito per quando andremo più avanti verso il Consiglio. Io penso che i veneti, i cittadini, le famiglie del Veneto possono stare abbastanza tranquille, perché c'è un impegno comune per la salute che è assolutamente trasversale, quindi non c'è una parte che vuole prevalere sugli altri e non c'è qualcuno che ha qualche interesse particolare da difendere, almeno questa è l'impressione che ho avuto io. Per quello che ci riguarda, ribadisco, come Italia dei Valori, per quanto riguarda il mio partito, per quanto riguarda le mie competenze ed esperienza, siamo convinti che alcune cose vadano ancora migliorate per dare la migliore sanità per i prossimi anni alle nostre famiglie. Quindi ringraziamo i 3 illustri ospiti, presidente, vicepresidente e un commissario, in questo caso rappresenta l'IDV, ma rappresenta anche un po' tutti, perché tutti i pensieri non omologabili alla maggioranza, e quindi li ringraziamo per essere venuti qui e aver espresso dei pareri. Vi ringraziamo perché ci avete dato delle notizie che non erano comparse così bene nei giornali. Se i telespettatori vogliono leggere il piano, mi faccio propaganda ma non sono candidato, sul sito www.leonardopadrin.com è possibile scaricare. Oppure su www.partitodemocraticoveneto.org nel forum sanitario. Ma i partiti non e anche il partito IDV. Sono convinto. E una precisazione, perché siamo sotto elezioni amministrative, i presenti non sono candidati e sono già c'è una consiglieri bella regionali. operazione che abbiamo introdotto all'unanimità, che è quella della trasparenza, per cui tutti quelli che ricevono i soldi pubblici avranno l'obbligo di pubblicizzare il bilancio, pena sanzioni o anche sospensione dell'erogazione dei servizi. Benissimo. E quindi questa è un'operazione. Questo meriterebbe una trasmissione da solo. E la possiamo fare, proprio su questo. Vi ringraziamo, il nostro pubblico vi ha seguito molto volentieri, ringraziamo anche per l'impegno che ci avete messo, anche perché mi pare che il risultato sia fecondo di grandi miglioramenti per la sanità, soprattutto sul socio-sanitario, quindi anche sull'ambiente, sul nostro territorio. Ringrazio Padrin, ringrazio Sinigaglia, ringrazio Pipitone. E a voi tutti grazie, alla prossima, buona salute a tutti.